Si è sentita male mentre l'insegnante stava facendo l'appello. Momenti di paura martedì mattina all'interno del liceo Duca d'Aosta a Padova. Una studentessa di 14 anni è stata colpita da un attacco cardiaco appena arrivata in classe. L'insegnante ha immediatamente chiamato i soccorsi, mentre i compagni di classe hanno collaborato spostando banchi e zainetti per liberare spazio per far passare agevolmente i medici. Quando sono arrivati, in pochi minuti, gli operatori del 118 hanno caricato la 14enne in ambulanza e l'hanno portata d'urgenza al centro Gallucci dell'azienda ospedaliera. I compagni di classe della ragazza hanno raccontato sotto shock di aver salutato la loro amica come ogni mattina. Lei ha appoggiato lo zaino a terra e si è seduta e poco dopo si è sentita male. Il preside dell'istituto superiore ha avvisato immediatamente i genitori. La madre della ragazzina, sconvolta, è arrivata a scuola per seguire l'ambulanza. La 14enne è ancora ricoverata in gravi condizioni.